Benvenuti in un nuovo video di Incroci Paranormali. Per chi non mi conosce, io sono Alex, amante del paranormale, di tutto ciò che è magico, ma soprattutto delle storie e le leggende della mia città, di Venezia. Oggi siamo ancora una volta nel sestiere di Castello, ma nelle vicinanze della chiesa di San Pietro. Qui c'è la leggenda, la storia di due promessi sposi, di due innamorati, di Ennio e Tosca. I due promessi sposi erano vicinissimi al coronamento del loro amore, avevano fissato la data delle nozze. Se non fosse stato che sfortunatamente Ennio, poco prima della data, morì lasciando sola Tosca. La ragazza però non se ne accorse, perché era tornato sulla terra Ennio sotto forma di persona normale, fantasma, ma appariva normale. A Tosca però a un certo punto venne il dubbio, soprattutto quando una sera Ennio si presentò davanti alle sue finestre, bussò e la invitò molto insistentemente ad andare in quel momento a sposarsi in chiesa. Ovviamente spaventata, anche un po' incredula, ma innamorata, decise di seguirlo. Arrivarono quasi alla chiesa quando tirò fuori dalla tasca a Tosca un pezzo di pane per mangiarlo e lo offrì al suo compagno. Ma lui rispose: "Ma come, mia cara, non lo sai? I morti non mangiano." Lei a quel punto, spaventata, terrorizzata, decise di scappare e correre verso la chiesa in cerca del parroco per un aiuto, per cercare un confronto, capire cosa stesse succedendo. Quando arrivò alla chiesa, il parroco ascoltò cosa aveva da raccontare Tosca e decise di uscire fuori dalla chiesa e vedere se era ancora lì Ennio. E Ennio era lì, ovviamente furioso perché voleva a tutti i costi sposare Tosca. L'unico modo però, avendo capito che Ennio non era più in vita ma era un fantasma e si era dimostrato ormai tale, Ennio disse che volle il dito anulare di Tosca in modo tale da poterla sposare ugualmente, altrimenti l'avrebbe perseguitata a vita comunque. Ancora più terrorizzata, ancora più preoccupata e disperata, Tosca decise di farsi tagliare il dito dal parroco, il quale poi lo diede a Ennio e lui scomparve per sempre. Da qui nasce non tanto il fantasma di Ennio, ma il fantasma di Tosca, che si dice che ancora vaghi qui nelle vicinanze della chiesa di San Pietro di Castello. Ok, dunque, allora qui c'è l'M1 che a tratti sfarfalla, direi quasi costantemente, poco, ma prova a avvicinarti, che è così. Ah, guarda, si nota di più. Mentre stavamo facendo anche un sopralluogo per capire se ci potesse essere qui Tosca, perché come abbiamo detto, come è stato detto dalla leggenda, Ennio era ritornato in terra esclusivamente per poter avere il dito da sposa, l'anulare di Tosca. Quindi, dicevo, mentre facevamo un piccolo sopralluogo per vedere appunto dove si poteva illuminare l'M1, abbiamo notato che è in questo angolo e anche chiedendo appunto di Tosca. Come primo strumento questa volta vorrei provare un qualcosa di più tradizionale, ovvero il pendolo.
Il pendolo a cosa serve? Serve, sempre a livello energetico, oscillerà. Noi gli indicheremo qual è il sì e qual è il no, in modo tale da avere un'altra controprova se appunto qui c'è Tosca. Ok. Ok, adesso è completamente immobile. Per un sì, mostrami da che parte. Ok, fermati. Per un no, da che parte? Ok, fermati. Quindi abbiamo appurato che per il sì è verso l'avanti, per un no è come diciamo noi così, no, da sinistra verso destra o viceversa. Ok, rifaremo la controprova, dicevo, e proviamo a vedere se qui con noi c'è Tosca. Qui c'è Tosca. Mm, sembrerebbe proprio di sì. Fermati. Sei felice di poter comunicare? Ok. Ok, ok, basta, basta. È vera la tua leggenda? Ti si è ripresentato Ennio come fantasma? Ok, stoppati. C'è qualcos'altro in più che magari hai voglia di raccontarci? Direi che dice un sì insistente. Ok, stoppati, fermati. Se ti serve energia per comunicare, puoi utilizzare il M1, che è quello che fa luce verde. Ti va bene? Ok, fermati. Ora proveremo a comunicare in maniera diversa, con un altro strumento. Va bene? Ok, perfetto. Sembrerebbe essere molto... non mi viene il termine. Propositiva. Ok, come vedete si è completamente fermato nel momento in cui, cioè, è anche molto, cioè, ha una sua cognizione di essere evidentemente. Ok, per ora questo lo mettiamo un attimo da parte e cerchiamo di vedere se ci sono magari delle parole con il REM che magari ci può aiutare a seguire un percorso, un suo ragionamento di quello che ci vuole dire. Allora, sto per accendere il REM, però prima di accendere il REM non so se avete avuto l'occasione, spero di sì, di sentire, spero di sì, di sentire dei rumori provenienti da questo stabile. Allora, premetto che da questo stabile di qui
al momento non c'è nessuno, perché come potete vedere, sì, la parte in alto forse è abitata, ma quella in basso è adibita spesso e volentieri per delle mostre o comunque per delle occasioni, che ovviamente ad oggi non c'è nulla al momento. Quindi c'erano stati dei rumori di legno e a un certo punto, solo che credo non si sia sentito, addirittura si è sentito battere 3 volte toc toc toc, sempre all'interno. Ok, proviamo con il REM, come dicevamo. Basso, forse intende qui in basso. Allora, prima con il pendolo era uscita la parola, scusate, con il pendolo era, avevamo avuto la conferma che fosse appunto tosca. Avevamo dato la possibilità di comunicare in un modo diverso e lei aveva dato il suo ok. Comunicare in un modo diverso e lei aveva dato il suo ok. Emergenza. Allora, se si sta ovviamente alla leggenda, l'emergenza era quella appunto sua, che ha avuto a che fare a sua volta in vita con un fantasma, quello del suo amato. Rubato non ci credo, io penso che intenda proprio il dito della sposa che doveva sposarsi. Sì, tu l'hai concesso in realtà, se intendi quello, ti è stato proprio rubato. Il confine, diciamo, è molto sottile tra le due cose. Colpevole. Sì, 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 lui, Ennio, è stato colpevole di questa tua perdita. Non tanto del dito in sé, ma io credo proprio del fatto che non le ha concesso di diventare sposa, perché in questo modo penso abbia passato tutta la vita, per questo che si dice che vaghi qui, che giri da queste parti. Suscita la parola ospite. E sempre stando in tema, che sono immancabili le nostre parole di Chiesa, Gesù. Ci sono dei rumori. Indizi. Forse intende che questi rumori sono degli indizi. Oh, ma si è addirittura mosso la... Direi che c'è molto movimento in tutti i sensi. Gelosia. Forse è quello che ci vuole, no? Povera. Io qui credo di aver già capito, forse quella era la cosa in più che ci vuole dire. Lui era geloso del fatto che lei fosse ancora in vita e in questo momento ho veramente i brividi che mi vengono su per la schiena. Quello che diciamo che percepisco è giusto, lui era geloso che lei fosse in vita. Direi di sì.